Cerimonia di commiato stamani si è svolta presso i locali del Liceo Classico Empedocle di Agrigento, alla presenza dei collaboratori, docenti e dei tanti che hanno collaborato con la dirigente scolastica Anna Maria Sermenghi, che per raggiungimento dei limiti di età contributiva dal 1 settembre va in pensione. Tanti gli attestati di stima nei suoi confronti, ricordando anche gli obiettivi raggiunti nel corso della sua dirigenza. È davvero un momento importante, anche se è un momento molto emozionante, perché la dottoressa Sermenghi è stata davvero un faro per l'ufficio scolastico provinciale, non solo, anche a livello regionale e a livello ministeriale. È una donna che ha svolto il suo lavoro con grande scrupolo e nello stesso tempo anche entusiasmo, tenendo sempre presente innanzitutto il bene dei ragazzi e cercando di portare avanti tutte le iniziative necessarie per poter incrementare l'offerta formativa per gli studenti. Ho voluto fare un discorso diverso, avevo preparato un discorso dotto, non certamente adeguato alle emozioni che suscita questo giorno. E ho parlato di me, ma ho parlato soprattutto della preside Sermenghi, alla quale io devo questo mio ritrovato orgoglio di studente liceale degli anni 50. È importante per me aver conosciuto ed essere stato accanto alla preside Sermenghi, perché mi ha fatto comprendere che è possibile ritrovare in questo sacco della memoria che ciascuno di noi ha quei valori importanti e valori significativi che sono quelli della cultura, della amicizia, della lealtà, dell'obbedienza, del rispetto delle leggi, e mi ha insegnato dopo tanto tempo, e dico insegnato ad un diversamente giovane quale io sono, tutto ciò che forse quando ero ragazzo non ho potuto comprendere e capire. Io ne sono molto grato, e parlando di me io non ho parlato di me perché non era necessario che io dicessi nulla nei miei confronti. Ho parlato di me per dire che io sono il prodotto della generosità, dell'affabilità, dell'intelligenza di una grande donna. Avvocato, lei ha voluto dare il suo saluto e portare il saluto anche dei genitori alla dottoressa Sermenghi che va via. Sì, perché i genitori hanno un grande debito di riconoscenza nei confronti della professoressa Sermenghi, che ha mirabilmente guidato questo istituto per 10 anni, e maggiormente nell'ultimo periodo nel quale la mia figliuola, che quest'anno si è abilitata con 100 e lode, ha avuto modo di fare esperienza scolastica, maturandosi e traendo grande vantaggio dagli insegnamenti di questa grande scuola che è il Liceo Classico. Ricordavo che è stata la scuola dove ha insegnato Giovanni Di Dacqua, il professore Macaluso, il professore Felice Magro, il professore Gatto, il professore Aronica, illustri docenti che hanno fatto grande davvero questa scuola. Hanno reso il liceo punto di riferimento importante nell'ambito delle scuole agrigentine, e soprattutto meritoria è l'opera della professoressa Sermenghi, che attraverso la fondazione ha potuto collateralmente organizzare delle attività didattiche di altissimo livello e di altissimo prestigio, portando autorevoli esponenti della letteratura e della didattica nel Liceo Classico di Agrigento, che merita veramente un posto di onore nell'alveo delle istituzioni scolastiche agrigentine. La funzione dei docenti è veramente una funzione altissima, di cui lo Stato dovrebbe maggiormente rendersi conto. Oggi è una giornata assolutamente speciale. Il Liceo Classico e Musicale Empedocle, il mio liceo, ha organizzato il saluto a me che da domani sarò in pensione.
creando un momento di grande partecipazione, intensità emotiva, di presenze che sono state anche legate a diversi momenti della storia e della vita trascorsa in questa scuola. Presente il liceo con tutta la sua comunità educante, presenti le autorità, presenti i giovani, i ragazzi, presente la Fondazione Empedocle, e oggi in questo momento di grande emozione per l'attraversamento che questa esperienza rappresenta e comporta, il mio animo è gonfio di gioia, di emozione e di tanta gratitudine per questo liceo che ho amato con tutto il mio cuore.